Presidente Vicaroni, bagnatissimo, un commento su questa Serie D. Un commento, adesso ho preso un pochino di armamento, una grandissima soddisfazione, forse una soddisfazione che all'inizio del campionato neanche uno sperava e ci pensava. Poi stava facendo il percorso, si è fatto sicuramente giusto per arrivare a un certo traguardo, ci abbiamo messo tutto e penso che alla fine sia ampiamente meritato. Tante polemiche, anche lungo il cammino, però con i risultati sul campo il Villaviaggio ce l'ha fatta. Guarda, io voglio rispondere solo sul campo, le polemiche le lascio agli altri perché non mi vale fare polemica con nessuno. Ringrazio tutti lo staff, il mister e la squadra perché hanno fatto un sacrificio enorme tutto il campionato e abbiamo vinto questo campionato meritatamente, assolutamente. Luca Grilli, dopo tante fatiche è arrivata la Serie D. Sì, eravamo lì sotto questo traguardo e non si arrivava mai, però giusto così, credo che alla fine insomma ci siamo anche meritati perché abbiamo tenuto fino a una certa parte del campionato e poi abbiamo sprintato nelle ultime 14 partite, abbiamo tenuto un cammino importante veramente da prima della classe. Complimenti a tutti i giocatori, a tutto lo staff tecnico che è lo staff di primo ordine, Michele Scapicchi, il mio secondo, non a caso ha salvato il Perugia femminile 3 anni a fine in Serie A, Umberto Panini che ha preparato Federico, ottimo, la squadra stava sempre tonica, stava sempre in forma e si è vista in questa parte finale del campionato. Poi un ringraziamento speciale lo danno da parte mia al presidente, a Piero Vicaroni, che mi ha dato questa grande possibilità di allenare una squadra importante per l'eccellenza, non una squadra da stravincere il campionato come tanti hanno detto, con un'ottima rosa, però le squadre che vogliono stravincere il campionato erano altre, noi ci siamo sempre stati tra le prime, ci abbiamo creduto, poi siamo stati tra virgolette fortunati e anche meritevoli insomma, di questi risultati. Premi comunali perché questa città è davvero ambiziosissima, ha un presidente ambizioso e credo che insomma, la Serie D sia un traguardo incredibile. Hanno fatto insomma, chi anche prima di te una cavalcata assurda perché non credo che qui in Umbria ce ne siano di società che hanno fatto quello che ha fatto il Villaviaggio. Sì, hai detto bene, è una società che è partita pochissimi anni fa e in pochi anni ha raggiunto insomma, dei traguardi importanti per un paese piccolo come Villanova e San Giorgio della Valle, confrontarsi con, nel giro di 14 anni, confrontarsi con realtà come Siena Calcio, come Marsese, come società che hanno 100 anni di storia, 80 anni di storia, credo sia una soddisfazione innanzitutto per il presidente Piero Vicaroni e poi per tutte le persone che lo hanno aiutato in questi anni. È arrivato in Siena, aveva più tifosi di Siena a Castiglione che non gli abitanti di San Biagio Villanova insieme, per cui non c'era partita. Siena, come giustamente ha ricordato Luca, ha una storia centenaria davvero. Sì, ripeto, credo che si ottengono certi risultati con la grande passione, con i sentimenti quelli veri, con un grande gruppo, prima si parlava di gruppo, soprattutto anche il video di Luca Panichi, Umberto, suo fratello, è stato mio collaboratore, lui è stato
il mio preparatore atletico, prima da giocatore e poi da allenatore. I sentimenti nello sport sono tutto, ti aiutano a sopperire parecchie lacune magari tecniche, tattiche, e volevo, se mi permetti, dato che siamo qua a Marsciano, volevo ringraziare pubblicamente un ragazzo che vive qua a Marsciano, che è stato prima un mio compagno di squadra e poi un mio giocatore, che ha veramente i principi e ha veramente i valori veri dentro lo spogliatoio, sia come giocatore che come persona a livello umano, che è Nicola Marianeschi, quale è un ragazzo con Tommaso era, non so se è ancora in sala, sul palco, visto che era uno dei con Diego Facinelli che ha fatto un autografo a Tommy sulla tutina. Nicola non c'è. Mi proviamo a ringraziarlo, lui di Marsciano, a me mi ha aiutato tantissimo, e quindi si ottengono dei risultati soprattutto con delle persone come Nicola, persone come anche Marco Perzighetti, come Andrea Tenerini, persone che poi magari lavorano dietro, che fanno un grande lavoro che magari non appare, però comunque se non ci fossero si sentirebbe insomma l'assenza sicuramente. Sì, dalla terza serie D qualche promozione ha visto presente anche Perzighetti, quindi l'allenatore di Perzighetti. Se è stato poi l'allenatore insomma di Luca. Sì, diciamo che io in questa società ho fatto tutto, ho iniziato dalla seconda categoria da allenatore, dirigente, mi rimane il presidente ma non lo posso fare. Però approfitto, a parte gli scherzi, per portare i saluti del presidente che per lavoro è fuori, è molto dispiaciuto, però è molto contento di portare io sono venuta insomma da voi per fare i servizi, insomma, avete i premi, tutti i nostri premi appesi alla parete, quindi insomma, ci fa molto piacere. Ci teniamo molto, quindi ci faceva piacere rappresentare questo premio Nestore per l'ennesimo anno. Credo che sia il quarto, se non sbaglio. Sì, sicuramente. E metterlo nella nostra bacheca al più presto, in modo che cercheremo di arricchirla. Noi siamo qui, assolutamente vi aspettiamo. Io l'unica domanda a Umberto, perché come diceva Luca c'è un lavoro dietro le quinte che è importantissimo, quello del preparatore atletico forse, non voglio dire che è fra i più importanti, ma insomma ci andiamo molto vicini. Un lavoro poi di supporto al lavoro del mister e della società. A volte è un lavoro oscuro, ma è quello che poi alla fin fine permette ai giocatori di avere prestazioni e comunque essere domenicalmente sempre pronti per affrontare nuove sfide e nuovi avversari. Grazie Umberto. Se c'è qualche altro. Vogliamo aggiungere qualcosa? Vogliamo aggiungere qualcosa? Allora, per voi. Siamo il quarto premio Nestore. Eccolo qua. Capitano. Vabbè, il capitano quantomeno insomma un saluto alla squadra lo deve fare. Quello sicuro, un saluto alla squadra, quella l'anno scorso. Esatto, e quella attuale. Per me è il quarto anno, questo qui è un onore essere in questa società e sono già 2 anni che. La concorrenza Rossi fa concorrenza. Sono già 2 anni che hanno fatto vittorie, è sempre difficile vincere, però già 2 volte non Un pochino portiamo anche fortuna allora vuol dire magari, no? Chissà. Grazie. Solo l'annuncio del premio stanno mettendo insieme vari punti. Chissà. Villa Bianchi, no? 7 delle ultime 3 partite, per cui quantomeno vogliamo rimanere in serie. il Perugia sta rientrando nell'area playoff, esatto. Adesso il Porto si salva e Bianca playoff alla portata. Ecco qua, questa è la pergamena per voi. Nel 2001, grazie all'unione di intenti di alcuni cittadini di San Biagio della Valle e Villanova, nasce il Villa Biagio, che si iscrive al campionato di terza categoria. Nella stagione 2013-2014 i rossoblù di Vicaroni Grilli completano il miracolo salendo in Serie D, quindi ripetiamo dal 2001 al 2014 fino in Serie D. Complimenti ancora, quello è il premio Nestore comunale tutto per voi.